Siamo con Gaetano Ronica, abbiamo catturato mentre fa le prove di Ombre, ma prima di Ombre vorrei parlare del successo di ieri sera dello sceneggiato Rai dedicato a Tina Anselmi, dove tu hai ben interpretato la figura di Aldo Moro. Beh, è stata una scalata su una montagna ed ero molto preoccupato perché non avevo visto un solo fotogramma del film, ma devo dire che intanto mi è piaciuto molto il film e ho riscoperto la figura di Tina Anselmi che ricordavo vagamente, ma ho imparato tantissime cose. Questa grande donna che ha dato la possibilità ad altre grandi donne di fare tanti lavori che prima non potevano fare sulle pari opportunità. Non sapevo che avesse proprio inaugurato lei la stagione delle pari opportunità, che fosse stata la prima donna ministro. Aldo Moro è stato il suo mentore, da grande uomo di Stato e da grande intuitivo fu il primo a credere in lei, per cui praticamente proprio a lanciarla, a dare una possibilità a questa grande donna in un momento in cui le donne naturalmente facevano molta fatica a uscire fuori, cioè a farsi notare per le loro qualità. Per cui questo aggiunge molto alla statura di Aldo Moro, alla tragica fine che purtroppo diciamo, ricordiamo tutti, e poter interpretare un gigante della storia d'Italia è stato veramente per me un arricchimento enorme dal punto di vista personale, emotivo, psicologico. Sono ancora frastornato anche dal risultato, che mi rendo conto è stato positivo, da quello che sento in giro e anche da quello che io stesso ho visto, essendo il primo critico di me stesso. Parliamo di Ombre, un successo forse che non ve l'aspettavate come compagnia in tutta Italia. Non ce l'aspettavamo perché siamo partiti dal basso, come sempre, con grande dedizione, umiltà, lavoro. Parlo sempre di costruzione del mattone, e questo palazzo di Ombre è nato, le fondamenta sono state messe, diciamo, durante purtroppo il disgraziatissimo periodo del Covid. Abbiamo aspettato prima di poterlo fare, non vedevamo l'ora di poterlo fare, e un po' è coinciso la sua messa in scena è coincisa proprio con la liberazione proprio oggi, che è il giorno dopo, il 25 aprile, parliamo di liberazione, ma liberazione anche da questa terribile piaga, e l'abbiamo fatto infatti con grande gioia. È stato pluripremiato dappertutto, in Sicilia, poi anche a Pesaro, capitale della cultura, è stato premiato dall'Associazione Nazionale Magistrati, dall'Ordine degli Avvocati, tanto che chiuderemo la tournée il 27 maggio alla chiesa di San Domenico, accanto ai resti di Giovanni Falcone. Chiuderemo proprio il trentennale delle stragi del 92, proprio con Ombre. Anzi, invito tutti a venire, anche gli agrigentini, a venire a vedere questo spettacolo, perché credo veramente che ne valga la pena. E accanto devo anche dire che noi abbiamo cominciato a provare un altro spettacolo che ci sembra altrettanto forte, anzi per certi versi più temerario, che è proprio L'Onorevole di Leonardo Sciascia, un testo che io ho rivisitato, ma che lascia veramente attoniti per l'attualità incredibile, per la sconvolgente serie di verità che riesce a proporre a tanti anni dalla sua diciamo, gestazione. Ecco. Il 5 e il 6 ci sarà la rappresentazione qui al Teatro Pirandello. Sì, esattamente il 4 e il 5 con le scuole, il sabato 6 debuttiamo in serale, e sappiamo che il teatro è già quasi tutto pieno, e questo ci riempie d'orgoglio, vuol dire che le persone ci seguono e che si sono appassionate alla compagnia del Teatro Pirandello, perché la compagnia del Teatro Pirandello è un patrimonio della città, io lo dico sempre, ed è la dimostrazione che lavorando bene nel tempo i risultati arrivano soprattutto quando si ha a che fare con delle persone che io ho scelto una per una per il loro talento, per la loro professionalità, e che mi stanno dando tanta soddisfazione, per cui siamo molto contenti. La compagnia, che ormai mi segue da anni, sono 5 anni che lavoriamo su questo progetto Pirandello, che naturalmente non riguarda solo Pirandello ma anche tanti altri autori, compreso Sciascia, che andiamo a fare adesso il 6 e 7 maggio qui al Teatro Pirandello. Comincio da Marcella Lattuca, che interpreta Assunta, la moglie dell'onorevole, che ha già lavorato in Ombre, Roberto Maria Iannone, che invece viene da Roma, da Arcimanforte, poi invece una vecchia conoscenza
conoscenza del Pirandello, che è Nicola Puleo, che ha già recitato in quasi tutti i miei spettacoli e che naturalmente sarà presentissimo anche qui. Mentre a mio fianco c'è Emanuele Cardino, anche lui sempre presente, che farà Margano, Felice Margano. Accanto a lui il Cavaliere Ferrazzano, interpretato da Franco Bruno. Fabrizio Milano è mio genero, Fofò, il comunista. E a fianco a lui c'è invece l'altra mia allieva, che è la signorina Mauceri, interpretata da Silvia Frenda, e poi ancora mia figlia Francesca, interpretata da Viola Provenzano. E Roberto Maria Iannone, che è l'unico straniero di questa compagnia rigorosamente siciliana, interpreta invece Monsignor Barbarino, un personaggio che è tutto dire, perché come sappiamo Sciascia con i preti ci sa fare, insomma ci presenta delle figure di preti sempre molto molto particolari. E Pippo Grapanzano. Inoltre abbiamo Salvatore Galante, un pianista molto conosciuto qui ad Agrigento, che questa volta è un'altra new entry, e le scene e i costumi sono come sempre di Flavia Cocca con Francesco Di Stefano, assistente alla regia Arianna Vassallo, e soprattutto una produzione della Fondazione Teatro Pirandello fortemente voluta dal direttore artistico Francesco Bellomo. Non ci siamo fermati un attimo quest'anno, è stata una grandissima occasione, è una possibilità anche per crescere un po', però ritornare qui per me è la più grande emozione. Sarò retorica, però è così.